farina, grandi vaccina, lo pagino asciuma, fatto scordare, la meglio parte di l'Ave Maria. Saggio a cominciare, vai alla messa mi scordo la via, di nuovo mi voglio abbattiare, cristiano mi voglio fare come a te. La particolarità è sicuramente fondamentale, è una musica che si è costruita nei secoli attraverso le invasioni che ci sono stati dei popoli, dagli arabi soprattutto, dal periodo degli Angioini, Borboni, abbiamo avuto le influenze greche, se parliamo proprio di 2000 anni fa, e queste cose oggi nella musica siciliana sono rimaste, e nel lavoro spesso i canti venivano proprio usati per dare un senso a quello che loro facevano. Per dire, i tamburi, no? Questi tamburi qua, non ci stava la pelle qua, c'era una rete, una rete, no? Con questa rete si faceva passare il grano, il mais, no? E allora c'è proprio un movimento, ora ve lo faccio vedere, ci sta un movimento che è questo, che è proprio un ritmo, che è questo movimento di questa figura ritmica ricorda il movimento di chi deve praticamente concimere il terreno, cioè dare i semi, no? Al terreno. Quindi questo movimento è esattamente questo, praticamente. Loro utilizzavano il tempo, no? il tempo esattamente per seminare con un ritmo. Quindi stiamo parlando di migliaia di anni fa, dove non c'erano le macchine, quindi sapere seminare al posto giusto i semi non è che si poteva mettere a fare uno per uno, quindi c'era una logica che loro avevano trovato. E lo stesso è per le castagnette, no? Queste qua, praticamente. Ma la tecnica che viene usata per le castagnette, questa, è la stessa di seminare il terreno, perché loro avevano il sacco, prendevano e passavano e tiravano, no? Questo stesso movimento è stato poi riprodotto da questo e questo, capito? Utilizzavano quindi le cose legate alla natura, al lavoro, e lo riportavano poi sugli strumenti, con i ritmi, con i canti, per poter meglio eseguire e quindi avere un rapporto fra quello che era la natura, il loro lavoro, e la vita, quindi all'interno poi del rapporto umano attraverso il canto, attraverso il suono, perché comunque c'era una forma di elevazione, diciamo spirituale, no? Dell'uomo verso Dio, insomma un'energia, e quindi questo per loro era un modo per poter in qualche maniera anche avvicinarsi, no? al Dio, alla divinità, no? Había un senso mistico nella musica e nel lavoro. Sì, anche perché diciamo che nel lavoro, nei canti spesso si ringrazia Dio, si ringrazia il Signore per quello che la natura offre, perché la natura è Dio alla fine, quindi c'è questo senso di rispetto, no? Verso la terra, verso il lavoro, verso la natura, perché è lo stesso Dio che poi ti ridà quello, attraverso il tuo lavoro ti fa mangiare, ti fa sopravvivere. Diciamo che negli ultimi 20 anni c'è stato il recupero
di questi tamburi così grandi, perché da noi in Italia c'è una differenza fra chi fa musica popolare e musica folcloristica. Il folklore fuori è inteso come musica popolare e musica tradizionale. Da noi musica folcloristica è intesa l'immagine più turistica, la ragazza col vestito e il tamburello, questa è un'immagine turistica. La donna suonava il tamburo perché aveva la capacità di poter comunicare con la divinità. La donna era quella che procreava, quindi lei aveva il segreto della vita, l'uomo no. Allora il tamburo, che rappresenta il ventre materno, la vita, il battere è il cuore, la pulsazione, la donna quindi aveva, diciamo, accesso all'utilizzo del tamburo. L'uomo no, l'uomo poteva o ballare o cantare. Esce sole, Pilo Santo Salvatore, qui la luna e pili stinti, pili santi piccirilli, piccirilli in tuo padrone, che qui è una rosa e giuri, che qui è una mantanata, viva, viva l'Immacolata. Esce sole, Pilo Santo Salvatore, qui la luna e pili stinti, pili santi piccirilli, piccirilli in tuo padrone, che qui è una rosa e giuri, che qui è una mantanata, viva, viva l'Immacolata. Serenata sarebbe un canto che un uomo dedica alla donna che ama, che ancora quasi usa ogni tanto. Si va ad esempio sotto la finestra della donna amata e si va a cantare questa canzone. Ancora c'è la tradizione. Sì. Non sa più quando è abituata alla terra, io sogno un talavade di minorra, non sa più quando è abituata alla terra. Ok, il coro praticamente interviene dopo con accordo. Armonia. Io sogno un talavade di menorra, non saccio quando è sabato alla terra. E la voce bassa, naturalmente, vengono praticamente fatti questi accordi strutturati poi nel brano. Tutto ascoltato dagli anziani, dai vecchi, dagli anziani che cantavano più o meno così, poi loro facevano anche altre cose. E noi manteniamo ancora molto la tradizione così com'era. Ecco. Tutti i canti hanno naturalmente delle tradizioni che riprendono altre tradizioni, perché la Sicilia è stata influenzata dagli arabi, naturalmente, dalla dominazione spagnola e così via. Per cui diciamo che sono rimaste queste influenze, delle dominazioni che sono state in Sicilia.
Allora, vi faccio vedere come abbiamo estratto questo, soffritto con un po' di cipolla, aglio e funghi porcini. No champignoni, volemos. È da tenere anche presente che molte donne hanno una voce meravigliosa, solo che nella banda comunale, Michele, quanti sono? 20 anni che suonano le ragazze, 25, 30. Fino a 30 anni fa, 25, le ragazze e le donne con la banda non avevano a che fare. Da un po' di anni ci sono anche molte ragazze che fanno tutto e insieme fanno anche il lavoro, diciamo, che suonano nella banda. Quindi a Alcara c'è questa tradizione musicale su tanti livelli, il canto di lavoro, il canto religioso nella chiesa che prima c'era, e in più c'era questa tradizione della banda musicale nella quale soprattutto i maschi entravano e suonavano. Molti di questi fuori dalla banda suonavano chi la chitarra, chi il mandolino, chi il fischietto, quindi non è un caso che loro ancora oggi portano avanti questa cosa, perché se fossero nati in altri paesi è difficile trovare 7-8 persone dello stesso paese che portano avanti con passione. Perché? Perché i casi della vita, il lavoro, perché non è che rende soldi questa cosa. Ha un inizio e una fine per tutto questo. Poi si Se poi trasforma, non c'è, o si trasforma, perché poi con l'avvento della televisione, la radio, il CD, cioè non c'era più quell'esigenza di cantare, riunirsi nelle feste per cantare, perché c'era il registratore che cantava. Non è solo questo. E quindi è andata un po'. Sono tanti lavori. L'emigrazione che cantavano questo genere di brani sono state schernite, cioè prese in giro anche dai ragazzi che con l'avvento della musica moderna, della musica disco dance, rock, pop, chi più ne ha più ne metta, naturalmente non apprezzavano più questo genere di musica, per cui diciamo che si sono perse alcune generazioni nel ricambio di questo genere di musica. Noi siamo arrivati, diciamo, non dico in tempo, ma comunque abbiamo ripreso in qualche modo, però fra noi e le persone che facevano questo genere di musica ci sono 50 anni, 60 anni di differenza. Voglio dire, in mezzo non c'è stata una generazione che ha continuato questa tradizione. Ora c'è un po' di nuovo la riscoperta delle tradizioni popolari, della musica popolare. Da quando ci siamo messi in moto noi, diciamo che in zona altri gruppi hanno cominciato a fare qualcosina, e questo è positivo, cioè nel senso che si comincia di nuovo a riscoprire questa musica popolare, questa musica tradizionale. Un tempo, per esempio, i lamentatori si esercitavano mentre lavoravano nei campi, mentre lavoravano cantavano, e a volte capitava che un altro contadino, magari un po' più lontano, rispondesse, e quindi si esercitavano, avevano questa voce, voi le sentirete oggi cantare, con questa voce molto piena, molto aperta, è un canto che viene portato fuori a distanza. Allora, i lamenti durante il periodo della Quaresima, per 40 giorni, i lamentatori cantano. Cosa sono i lamentatori? Sono dei cantori che eseguono dei lamenti, dei canti, con i quali pregano. Questa è una cosa importante, loro non cantano, loro pregano. Per loro è proprio un atto di devozione ed è vissuta con grande partecipazione. Ci sono 4 solisti e poi tutti intorno ancora i bassi. Anticamente a piazza c'erano 10 confraternite, ogni chiesa aveva una confraternita e all'interno di questa confraternita si formava poi la squadra
in maniera spontanea, erano persone che si mettevano insieme d'accordo, provavano e creavano la squadra. A Piazza ne mantiene appunto ancora una, quella del crocifisso, e c'è una squadra di lamentatori. Una cosa interessante è che ogni squadra aveva la propria nota, cioè la propria linea melodica, per cui un lamentatore di una squadra con il lamentatore di un'altra squadra non potevano cantare insieme perché avevano melodie completamente diverse. Il signor Roveto non ha più nessuno della sua antica squadra e allora si sta aggregando, si sta unendo a questa squadra del crocifisso cercando di trovare un inserimento. Infatti mi diceva poco fa che per il momento lui sta dando una mano ai bassi per aiutarli a sostenere il canto, il coro. In questi canti è importantissimo l'unione della parola con il suono. Loro riconoscono come diverso un canto non perché cambia la musica, la linea melodica, ma perché cambia la parola. La parola cambia. Apparentemente la linea melodica è sempre la stessa, ma in verità, a secondo della parola e della interpretazione del singolo cantore, diventa una melodia diversa. È tutta un equilibrio delicatissimo, un'alchimia tra parola e suono. Trovi una particolare coinvolgimento proprio personale o è soltanto una cosa tanto per fare? No, è una cosa mia personale, non tanto per fare, perché il tempo da perdere non ne ho, io tempo da perdere non ne ho, perciò se non ho la passione non mi aggrego agli altri. Più che altro è una tradizione, una preghiera, è una passione, ci vuole una passione, se non c'è passione non si fa niente. Certo. Ci vuole questo. Il signor Storia ha detto passione e va tradotto in amore. Ma tutti si come. Io per esempio quando lamento ma se io sento a lamentare, sì, porta l'emozione. Certo. Qual è il momento più per lei, il momento più che la fa in qualche modo
che la commuove di più, che la tocca di più, durante tutte queste 24 ore di veramente tutti 24 ore, ma di più quando sento dire che devono metterci sti chiodi alla croce, lo mettono, poi quando lo scendono la mamma va a trovarlo, già io quasi. Maria passa da una strada nuova, quando in Ferrara per te. Cioè è la presenza della madre che va a vedere il figlio e quello è un momento più. E vado sopra, sembra una fesseria, va? No, certo. Però io vado sopra i miei figli. Quando non le vedo, e così credo a Dio quando la mamma va a cercare il figlio. Sta emozionando. Mi ricordo una scena che mio padre si è venuto a mettere vicino con il libricino, che ancora forse erano i primi anni, che ancora se li studiava bene. È emozionante. Ti faccio, posso fare una domanda? Scusa se mi ma è interessante per me perché tu quanti anni hai, Salvatore? Io 17. 17 anni, no? È un giovane che vive nell'epoca del web, nell'epoca dell'internet, eccetera. Un Caruso come a te, 17 anni, che chiaramente, bello Caruso tra l'altro, sembra quasi spagnolo queste televisioni, tutto veramente che è proprio mediterraneo. Cioè, un ragazzo come te, a parte gli scherzi, adesso, i tuoi compagni, no? Siccome quella è l'età in cui bisogna essere cool, un jeans portato a mezzo culo, i capelli a così, l'orecchino, l'andata mezza americana, eccetera, eccetera. Cioè, i tuoi coetanei, per il fatto che tu fai una cosa così antica, così diversa, che non è né rock né pop, ma una cosa così forte, anche religiosamente così coinvolgente, a verità ti pigliano, per dirla in italiano, po' culo, oppure hanno nei tuoi confronti una sorta di ammirazione, di rispetto perché dove fai? No, c'è una sorta di rispetto. Certo. Perché rispettano le mie idee. Come faccio anche io con loro, se fanno qualcosa. Lo fai perché ti ho fatto domandare? Perché ti ho poco fai? O comunque magari iniziando in questo modo adesso comunque c'è da parte tua un coinvolgimento proprio personale? O lo fai solo per fare fondendo a tuo padre e a tuo zio? No, me li faceva capire, li cantava lui piano, però già io li ascoltavo, capivo già qualcosa, incominciavo a capire qualcosa e quindi poi piano piano mi sono inserito. E questa è una bella cosa, bravo. Ma mio padre lavorava pure nei campi, io con mio fratello facevamo tutto un altro lavoro, certo. Per cui come li sentivamo così a caso, qualche volta magari andavi in campagna a trovare e lo sentivi cantare, perché quando arrivava il periodo della Quaresima per loro esistevano. Però non per noi, ecco perché ci siamo presi diciamo i libretti, siamo insegnati per questo motivo, perché non c'era questa cosa, facevamo tutt'altro tipo di lavoro. Una tradizione orale che si tramandava proprio. Era questa. Invece il venerdì santo, che è quello di oggi, è la processione delle vare. C'è la rappresentazione della Via Crucis del Signore e ci sono 14 di queste vare che rappresentano vari momenti della Via Crucis. E ciascuna vara appartiene ad un ordine professionale, degli artigiani o i macellai, piuttosto che i muratori, o piuttosto che qualche famiglia, una famiglia che si cura di addobbarla, di custodirla e di portarla in processione, in una lunga processione che parte intorno alle 18 e termina intorno alle 23, quindi 6 ore di processione per tutta la città.
Devoti, gente che soffrono cantando perché sono canti di sofferenza. Le parole vengono un po' storpiate, se vogliamo, nel senso che vengono cantati col cuore, col senso di sofferenza, per cui c'è molto, ecco, la sicilianità, c'è lo stare dentro questa passione, questa celebrazione e quindi viverla in una maniera popolare. La tradizione da più uomini, storicamente erano gli uomini che si riunivano anche durante la preparazione, quindi durante la Quaresima, si riunivano e durante il lavoro cantavano questa poesia. Ultimamente un esempio è Angela, qualche donna, ecco, si affaccia ad eseguire anche il canto. Questo è tutto sta negli anziani che sono riusciti ad integrare, cioè a fare il passaggio, perché se la tradizione non si passa, se non si coinvolgono i giovani, quindi le donne e gli altri, non si riesce a vivere, a percepire la valenza. Un fatto è vedere, come dicevi tu, un fatto è partecipare. Il vedere, se tutti vediamo e poi gli altri non lo fanno più, finisce. Se tu partecipi, se tu stai dentro, se tu tramandi agli altri, fai capire ai giovani, alle donne, la realtà di questa festa, di questa tradizione, riesci a creare un futuro e a farla tramandare. Vanno a passare ste cannozze. Oh che festa d'ave campagna, lume ace così smagna, ci sono masce muratori, ciarpistini e suonatori. Mi compari, comparetti, tutti arrivano chi ci stetti, chi ne pane, cassa denti, spinci dritte, spicchi detti. Uè che arriva, uè che assuma, occhi ciao di maccarruna. Lei è una delle persone delle quali noi ci serviamo per attingere al nostro repertorio, una delle tante persone anziane che ci informa appunto sui canti degli stornelli. E adesso ne seguirà uno. A tirati nanna sto ballo non mi dicisti, niente non sai pedire, la gente con qua ballasti tu, a balla cucù, che non mi giro, sì, scordo tu nome mia, non ne parliamo più. Che volete più? Brava! È un canto che parla di una fidanzata che vede il suo ragazzo che balla con un altro e dice: ma scusa, tu non devi ballare con me. Allora se tu hai questa passione verso un'altra donna, dimenticati il mio nome e vattene con lei, lasciami in pace. Quando cantava questo canto? Io sai quanti anni hai?
81. Ne faccio quest'anno. E quindi lo cantava quando era signorina? No, cantava quando era Carusa. Quando era capisci piccola? no? Carusa, Dice tu. sì, lo cantava quando era piccola. Queste canto. canzoni si cantavano quando eravamo piccolini, sono cose antiche. Io sono grande. Lei se le ricorda? Non me le ricordo tante. Della nonna, vero? Tramandare oralmente queste. E dove si cantava? Nella piazza? Sì, nelle feste, sì, in casa. Una volta il ballo era in casa. Il ballo era in casa? Sì, ballavano in casa, ballo. si organizzavano. Mia sorella, la più grande, è sposata in casa. Si chiamava loro, diciamo, no, loro, l'orchestra, e si ballava e ci divertivamo, senza mangiare, solo con pasti dolci, capisci? Sì. Ma quando ballavano solo fra donne o donne e No, uomini? no. Femminile e femminile. No, Oggi femminile e femminile. Allora no, si maschi e lanciare, femmine. maschi e femmine si ballavano. Una volta c'era la Sempre. coppia giusta, sempre, sì. Ma allora era più bello. Ma senti, i balli antichi erano migliori che loro. Il Signore le sa fare pure. E quando uno sente loro è come se io mi ricordo i tempi antichi. Perché? Perché? Perché erano più belli i balli antichi. Ora che fanno? Ma perché cantano? Che fanno? Ma che fanno che cantano? Piglia chi? I canzoni erano antichi e belli. A chi mi piacciono queste cose? Ora si balla in petti. E cosa pensa della vita della isole? Ora, com'è la vita ora? Com'è la vita? Che pensa? No, stiamo io al fosso. Stiamo andando al fosso. L'euro devono morire quelli che hanno messo l'euro, perché una volta erano ricchi, con 1000 lire restavano, oggi si muore di fame. Una volta la pesca qui portava ricchezza, tant'è vero, questa è proprio una zona di pescatori e ancora oggi loro vivono solo ed esclusivamente del mare, ma il problema è che hanno accorciato le reti, quindi la lunghezza delle reti, l'equipaggiamento è molto costoso, radar, questo, quello, non c'è più quella semplicità nell'andare a pescare che c'era un tempo e non riescono a tirare avanti. Perché la legislazione? O... La legislazione, sì. La legislazione ha distrutto la piccola pesca. È stata fatta soprattutto per cercare di non far estinguere i delfini. Per preservare i delfini. Per preservare Bravo. i delfini, quindi adesso i delfini sono troppi. È nata così. Noi facciamo questa ricerca delle tradizioni popolari anche spinti dal bisogno di far capire a questi signori che pensano che l'ecologia sia fatta solo per gli animali, ma l'ecologia è per l'uomo primo, poi per gli animali. Far capire da qui, perché noi siamo piccoli, non siamo grandi, siamo dei musicisti che si dilettano per passione di riprendere le cose di un tempo per far capire che un tempo, anche se c'era poco, tutti avevano qualcosa. Oggi pochi hanno tutto e molti hanno nulla. E questa non è la nostra cultura, perché la nostra cultura è una cultura della condivisione. Io di più ti do a te che hai di meno, tu hai di più e dai a quello che ha di meno. È sempre stato così, oggi non è più così. Cos'era un tempo? Nonostante la sofferenza, la gente si organizzava nelle case, ballava. C'erano i bombardamenti, ballava. C'era la guerra, ballava. Non c'è niente da fare perché non si vuol fare niente, ma c'è molto da fare. Si scatina la guerra santa, chi se la pisca di la mattanza. Si scatina la guerra santa, con le donne dall'ultima stanza. Si scatina la guerra santa, chi se la pisca di la mattanza. Si scatina la guerra santa, con le donne dall'ultima stanza. Si scatina la guerra santa, chi se la pisca di la mattanza. Si scatina la guerra santa, con le donne dall'ultima stanza. Si scatina la guerra santa, chi se la pisca di la mattanza. Si scatina la guerra santa, chi se la pisca di la mattanza. San Giorgio, qua si chiama San Giorgio il paese, come paese non esisteva, ma esisteva la tonnara prima. I pescatori venivano da Milazzo, perché i proprietari erano di Milazzo e quindi i pescatori venivano da Milazzo, da Oliveri, da altri paesi. Si fermavano qua in quei 3 mesi della tonnara e poi ritornavano alle loro case. Quindi all'inizio era tutto mare, tutto spiaggia, e quindi si pescava, soltanto c'era il palazzo dei signori. La tonnara si è esercitata come attività di pesca fino al 1973. Quanta gente, quanto pescatore? 50. 50. A capo 50 sempre... in tutto, c'era il Rais, il capo, il capo, suo padre.
suo zio, loro erano i capi. E tuo padre? No, mio padre no, No? mio padre era marinaio, ma quando c'era mio padre io non c'ero con la Tonnara, ero piccolino ancora. Santa ci manca Rita. Vede? Santa. Ci manca Rita qua. Santa Rita Questa barca si chiamava Santa Rita. Sì. Ed era la barca più importante, quella che stava dunque proprio sempre a mare, Sempre a mare. e la rete poi pendeva sempre a mare, notte e giorno. Solamente per il tono? Solo oppure pesce spada? Ma Sì. si prendevano anche le alici. Vabbè, se capitava, ma Sì, la qualche pesca volta. era del Ma tonno. la vera pesca era per del il tonno e tonno. per i pesce spada. Sì, tonno. Poi si prendevano anche i pesciolini piccoli, acciughe, pesantone, Sì, ma chiamati. la pesca era del tonno, la ma tonnara vera era pesca per il tonno. per il tonno. E che facevi nella barca? Stavamo con le lenze in mano così, Ah. che scendevano, perché i tonni quando passavano facendo così con la coda, toccavano nelle lenze e si sentiva nel dito. Allora si gridava, mi toccò! Mi toccò! Poi l'altra, mi toccò! L'altra ancora ci diceva, attento, bastardo cantone, attenti! Mi toccò! Poi c'era la barca a centro della culuca, diciamo, chiamata. Della rete. Della rete, no? principale. Della culuca chiamata. C'era con le lenze in mano, appena toccava, allora si alzavamo tutti presto, prendevamo la corda e tiravamo fino a che arrivavamo alla rete. Quando arrivavamo alla rete poi si tirava la rete e ci avvicinavamo piano piano a questa barca. Siccome la rete era legata così, noi venendo di là non avevano da uscire perché noi tiravamo la rete di là, era alta. Di qua e di qua c'erano gli ormeggi, la rete era legata, perciò era come un pozzo poi praticamente. Noi man mano che tiravamo ci avvicinavamo qua. E quando ci avvicinavamo qua, che eravamo, posso dire, la distanza di qua a là, già i tonni incominciavano a fare acqua, sbattevano fra di loro, tutte queste cose qua. E quindi Sì, prendevano secondo la quantità, no? Quando preparavano la rete, oppure quando poi la toglievano dall'acqua e la portavano a terra, Sì. la pulivano, la riparavano e cantavano, cantaci canti di Minalina. E facevano così, dai, forza. Avete visto buono? Lina, Lina, Con la rete. oh Lina, Lina, e guardate quanto è bella la signorina. Quella signorina, sì. Oh Lina, Lina, oh Lina, Lina, e guardate quanto è bella la signorina. Guardate quanto è bella la signorina. Oh Lina, Lina, oh Lina, Lina, che belle cosce tieni la signorina. Il coro. Che belle cosce tieni la signorina. Oh Lina, Lina, oh Lina, Lina, io rasi noi ci diamo la signorina. Io rasi noi ci diamo la signorina. Cantando un pochino alleviavano la Sì, fatica. sì, Dal mare tiravano queste ancore pesanti e metterle sulle barche. E allora era faticoso. E cantavate quella canzone, ti ricordi che era data la campagnola? La campagnola voleva camicia, non c'è nudo che ce la fa. Ce la facciamo alla moda, pezzi che bacia alla campagnola. Trullallero, lallero, lalla, e trullallero, lallero, lalla. La campagnola voleva i mutanni, non c'è nudo che ce li fa. Ce li facciamo alla moda, pezzi che bacia alla campagnola. Trullallero, lallero, lalla, e trullallero, lallero, lalla. Allora io buttavo la voce, mi diceva, sto faccio pure un lavoro zio, mi diceva, dilla Pippo, che io mi chiamo Giuseppe, Pippo in siciliano, dilla Pippo. Allora io pronto. La seconda qual è? Per esempio era questa, Santa Rita. Oh, nome da Santa Rita, vara, motta, motta. Significa spingi, E tutti spingi. spingevano, sì. Chi spingeva è quello che tiravano e la barca camminava, fino a che terminavano le falanghe. Poi
si andava di poppa a prendere le falanghe e si mettevano di davanti. Qua sì, tutti sì, mio nonno pescavano, pure. tutti. Mio nonno Perché era una comunità di pescatori, Sì, sì, all'inizio tutti, era un tutti. piccolo borgo, soltanto di pescatori. E la donna? Ecco, la donna lavorava. Lavoravano pure. Lavorava. Lavoravano, facevano le reti. Poi lavoravano anche il tonno, Sì, le donne. facevano il sottolio. E c'era lo stabilimento qua per il tonno sottolio. E c'erano le donne esperte, specializzate a fare questo. E di com'era? No, volevo dire questo, i proprietari erano molto tirchi e quindi avevano paura che le donne, man mano che lavoravano, mangiassero il tonno, no? Sì, Poi vero. perché era gustoso, era profumato, saporito. Sì. Allora sorvegliavano e quando vedevano che loro stavano zitte, allora malignavano che magari stessero mangiando. Allora le chiamavano per nome, Maria, Giuseppa. Flavia. Allora quelle dovevano aprire la bocca per rispondere, no? E no, se non rispondevano venivano richiamate. La campagnola voleva i guasetti, non c'è nudo che ci rifà. Ci rifacemmo alla moda, pizzi che baci alla campagnola e tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla. Veramente già è morta. Morta, la Zampogna è morta. Non è che è morta. Perché? No, non è morta. C'è più nessuno che vuole insegnare un po' di No, figli. ci sono ragazzi, ci sono ragazzi. E poi in televisione. Non c'è soldi. Per fare un mestiere, c'hanno i soldi. Cioè non c'è un guadagno per poter fare. Non c'è un guadagno. Non parte più nessuno. Non... Anche perché non è che un torre si costruisce con un legno qualsiasi, lui usa dei legni particolari. Che legni ci vogliono, ti spiego che legni ci vogliono, perché lui fa le zampogne con dei legni particolari. Albicocco, giuggiolo, mandorlo selvatico. Una squadra. Una squadra suona fino. Un tempo si suonava per Natale. Per Natale. Come stava? Come una canzone. La prima suona che ha suonato, ecco, a capire La novena di Natale. Sì. che era Natale. La novena, no? Sì. Per Natale c'erano i clienti in un paese città e suonavano ogni casa. Ogni casa? Quasi. E alla chiesa? Pure. Un tempo alla chiesa e ai casi si suonava un zampognaro suonava 100 casi, alla fine ci davano 100 lire, cucciatava
un guanciale, qui ci dava pane, qui ci dava pasta, e gente che non c'era soldi, però si suonava ogni casa. E poi a deseggiare se non i soldi. E ogni casa, io suonavo a Milazzo al 75-76 e avevo a casa di 50.000 lire. Si guadagnava qualche cosa Fine anni 70, poi dal 1980 in poi si comincia a perdere questa usanza di far suonare in casa. No, E si è venuto a interrompere il contatto diretto che c'era fra io casa e lui Zampognaro. Quindi una volta in cui io non faccio più suonare a casa mia, i miei figli non faranno più suonare. Ecco che si perde la tradizione orale, la tradizione per tramandare, per conoscenza, per sentire. Quindi si sta perdendo, si è quasi perso. Penso che il mondo è sempre in una maniera. Oggi si ferma, ne ausi un tempo che si aveva fermato una poco, ne andava poco a suonare. Poi ci fu un boom. Ora per ora è un po' calmo. Si sta calmando una picca. Però a Zampogna si vogliono sempre. La Zampogna è una tradizione pastorale? Sì, i pastori. Il pastore. E suona nel lavoro? veniva usata nelle feste? No, una volta può curare che partiva una mattina che c'era per tirare. Pure io quando ero ragazzo. Nella montagna? Sì. Ah. Pure io quando ero ragazzo partivo che c'era mezzo io e mettevo suonando. Era il flauto e il frescaletto. Frescaletto. Se no, frescaletto ci faceva sentire a cappezzo. No, io vinco, sì. Sono morti. Tutti? Sì, e poi ce n'è uno che cantava. La cosa strana, lo sai qual è? Che non sono morti come 50-40 anni fa di vecchiaia, si muore oggi di vecchiaia pure ma per malattie strane, per malattie che prima non si conoscevano. Ora arrivi a 70-80 anni, 65 anni, 60, non si sa perché. Non sappiamo che cosa stia succedendo nell'aria, cioè loro pensano che sia qualcosa di strano. No, cane si guarda. La raffineria. Sono tutti le fabbriche. Tumori alle vie respiratorie, tumori all'intestino, colon, tutti uguali. Ma ce la faccio? Dopo si è sposato? No. No. Qual è l'occasione che avevi uscito di questo paese? In quale occasione? No, sempre qui. Mangiare, bere. Abbiamo uscito solo per l'età. La realtà era questa. Quando io ero 15 anni, 16 anni, le ragazze venivano qui nei boschi, portare la legna per la casa. Allora gas non c'era. Non c'era. Allora, legna per la casa, portare legna verde, rami, come dite voi, verdi per mangiare le capre a casa. Per quindi venivano a 10, 15, 20 ragazze e venivano, noi ragazzi erano con gli animali,
Io, che facevano la sonatella. io, mio fratello e altri. E suonavano il flauto. Suonava la flauta. Cosa faccio con la flauta? Suonavano. Rispetto a prima, il modo di vivere oggi com'è? Come lo trovi? Meglio, peggio? Peggio, prima? peggio, Peggio, e perché peggio? I ragazzi di oggi rispetto a prima sono meglio o sono I ragazzi di oggi fanno... No, non servono niente, perché capisci, la sera E alla fine non hanno più sostanza. le ragazze c'erano e erano una cosa più sincera e consenzienti anche quella. Era più sincera? Più sincera? Sì, c'era più Guarda, io mi ricordo... più sincerità. Io mi ricordo, guarda, io ero stato sempre scherzoso, voluto da tutti, generoso con tutti, Amico di tutti. da tutti. Io mi ricordo che era figliolo a 16 anni e era zitto con 50 anni da figliolo. Però una mano sulla vita non ce l'ho più. Cioè ti piace vivere insieme, discutere così. Mi ricordo sempre, ancora che hai Maragata, che hai Giacometto, si stava una tutto due. Siccome suo padre era messo fa solo, e via con Mario, via Carlo, la prima cosa che mi ha detto, io ti voglio. Io ti voglio. Io ti voglio. Per sposare o per stare con te? No, per sposare. Fidanzato. Fidanzato. Io ti voglio, però la prima cosa è andare ci dice a mio fratello. Non a suo padre. Non a suo padre, a suo fratello. A Fuitina lo sai che... No. Tu mi vuoi a me, io voglio a te. Stiamo, no? Poi a morire. Scappiamo, senza matrimonio. Senza... Questo il ratto delle Sabine. Questo esiste? Esistia? Sì, esiste ancora. Esiste ancora? Sì. Ecco, Se io mi piaccio con lei, mi voglio sposare con lei, però suo padre non vuole, o mio padre non vuole, o sua mamma non vuole. C'è qualche interesse. Non si vuole. Allora io mi metto d'accordo con lei e scappo. Una volta che io scappo e sto una notte con lei soli, automaticamente divento sposato, cioè non la posso più portare a casa, lui non la può più ricevere a casa. Vieni qua.